Marco Berio, direttore del Pevero Golf Club, ci puoi fare una identikit del golfista di oggi? Il golfista di oggi è un golfista turista che sceglie location esclusivamente con campi da golf, con più campi da golf nella stessa area, che ha una propensione al viaggio e a cambiare località molto alta. Di solito il golfista sceglie luoghi dove ci siano almeno 3-4 campi di golf. In Sardegna ha un profilo differente dal resto del mondo, dalle destinazioni mondiali dei calciatori di golf? Direi di sì. Intanto il quadro che noi presentiamo al mondo golfistico è un quadro molto frammentato, quindi abbiamo un campo al centro, un campo al sud e un campo al nord, quindi non abbiamo la possibilità di attivare delle aree virtuose golf. Chi viene in Sardegna, in questo caso viene in Costa Smeralda, sceglie il Pevero soprattutto nella media stagione per venire a fare un weekend lungo, sceglie il golf del Pevero come complemento alla vacanza balneare durante l'alta stagione. Quando si può giocare a golf nell'anno? Diciamo in Sardegna si può giocare tutto l'anno, al di là di alcuni mesi, segnatamente febbraio-marzo, che magari sono più o meno ventosi o piovosi, ma è una stagione veramente all round, nel senso si può giocare sempre. Il golfista non ha necessità di condizioni meteo particolarmente brillanti, certo ovviamente se il sole bacia questa terra è sicuramente una cosa positiva, però il golf è bello perché è un challenge, giocare su campi diversi in condizioni ambientali differenti è stimolante per il golfista. Da giocatore da golf, come posizioni il tuo campo da golf? Non faccio un discorso casalingo. Il Pevero è un campo straordinario, ma altri campi come Isarena, Sismosa lo sono altrettanto. Il vantaggio della Sardegna ha pochissimi campi, devo dire, però ha tutti campi di grande eccellenza. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.